Ehi, dico a te, vuoi un apparecchio acustico a costo zero? Acustica Friulana, via Visinale 16, Muzzana del Turniano, Udine. Telefono 334 27 67 731. Test dell'udito direttamente a domicilio, semplice e veloce. Pagamenti su misura. Non aspettare di non sentire. Campagna di prevenzione dei problemi uditivi. Acustica Friulana. Test dell'udito direttamente a domicilio, semplice e veloce. Un'occasione da non perdere. Cordiale saluto gentili amici e amiche alla visione e all'ascolto, ben ritrovati con l'informazione su friulitv.net. Apriamo subito con gli aggiornamenti di cronaca, in particolare a Trieste, per dire che ieri sera la polizia ha denunciato per furto aggravato un triestino di 41 anni, già noto alle forze dell'ordine per precedenti giudiziari. Ha sottratto 3 bottiglie di vino da uno scaffale di un supermercato di via Carpineto, le ha nascoste in un zaino e si è allontanato dall'esercizio commerciale senza pagare. Un dipendente ha notato la sua condotta e lo ha seguito all'esterno e nei pressi della fermata del bus di via Valmaura è sorta una lite fra i due. Sul posto sono giunte le volanti della questura allertate attraverso numero unico d'emergenza 112 insieme ai colleghi del commissariato di Muggia. Riportata la calma, i due sono stati identificati. Rinvenuto il maltolto, dopo le formalità di rito, il triestino è stato deferito alla locale procura della Repubblica. Sempre ieri sera il personale della polizia ha denunciato una croata di 48 anni per resistenza a pubblico ufficiale. Infine, poco prima della mezzanotte, una volante ha notato sfrecciare a velocità sostenuta in via Flavia un motociclo con 2 persone a bordo. Il mezzo è stato fermato in via Roncheto. Il guidatore, si tratta di un triestino di 31 anni, aveva la patente di guida sospesa e il veicolo era privo di copertura assicurativa. L'uomo è stato sanzionato amministrativamente per aver violato il codice della strada e il motociclo è stato posto sotto sequestro con fermo di 3 mesi. E adesso restiamo nel capoluogo regionale per un'importante iniziativa legata da parte del comune che torna, come si dice, sul territorio dopo il periodo di lockdown. Riparte l'URP mobile con un'edizione speciale di alfabetizzazione digitale, con l'obiettivo di continuare a divulgare conoscenza e consapevolezza su queste tematiche, questa volta però in presenza, nelle piazze, a disposizione dei cittadini. Abbiamo iniziato questo progetto ad inizio anno tramite i canali della TV e dei social, oggi lo riprendiamo in presenza per continuare a rispondere a tutti i vostri dubbi e alle vostre domande su questi temi. Dopo i primi 50 incontri pre-Covid siamo ritornati a incontrare le persone per capire, ascoltare, cercare di risolvere i problemi di ogni giorno. L'amministrazione è sempre vicina alle problematiche dei cittadini, nei rioni. Continueremo tutta l'estate ad incontrare le persone per cercare di risolvere i loro problemi. Siamo qui apposta, assieme al nostro staff, assieme a tutti i nostri collaboratori. I temi del digitale possono essere talvolta difficili perché sono delle grandi novità. Abbiamo pensato di dare le risposte quindi direttamente di persona ai cittadini attraverso questa iniziativa del URI Movimento. Il nostro ufficio comunicazione si sposta nelle piazze e potrà rispondere a delle domande come per esempio come fare un certificato online, come ottenere lo SPID, dove poter usare la carta d'identità elettronica oppure come fare i pagamenti in digitale. Ecco, a queste e tante altre domande su come utilizzare i nostri portali abbiamo provato a portare delle risposte direttamente a tu per tu con i cittadini. L'ufficio mobile del Comune di Trieste sarà presente nei rioni e nelle piazze della città, andando a toccare tutte le circoscrizioni dal 23 giugno fino al 31 agosto. Saranno presenti presso l'ufficio mobile sia degli operatori del Comune di Trieste, tecnici di INSIEL, nonché alcuni amministratori comunali che favoriranno il dialogo tra l'amministrazione e i cittadini.
Torniamo in studio con un'altra notizia, questa volta ci spostiamo a Udine per dire che il Movimento Giovani Imprenditori di Confartigianato organizza questa sera alle 18 sotto la Loggia del Lionello a Udine per raccontare le storie di giovani artigiani che hanno saputo reagire con prontezza alle criticità legate all'emergenza sanitaria. L'incontro vuole fornire spunti propositivi alle imprese, in generale ai giovani, sottolineando che spesso piccolo non equivale a più fragile, ma al contrario più flessibile, più propenso a fare scelte coraggiose. Le giovani generazioni, in questo particolare momento storico, hanno bisogno di confrontarsi con modelli di vita positivi e costruttivi, ritrovando nuovi ideali, punti di riferimento e stimoli per concretizzare i propri sogni ed obiettivi. Il titolo dell'appuntamento di questa sera è Sembrava impossibile, racconti di giovani imprenditori alle prese con la pandemia. Ricordiamo ancora, dalle 18 presso la Loggia del Lionello a Udine. Ieri sera invece si è svolta a Cordignano un'importante iniziativa legata ad acquirenti per quanto riguarda il progetto di riduzione dei colombi urbani. È stato ospitato presso l'Aula Magna delle scuole medie di Cordignano. Grazie all'aiuto da parte del comune di Cordignano, dell'associazione a tutela dei consumatori acquirenti e Ovistop Acme Drux. Acquirenti APS, ricordiamo, è un'associazione attenta a coinvolgere i propri associati in progetti improntati al rispetto e alla tutela della dignità della persona umana del territorio. Ha sviluppato da anni un sistema di controllo dei piccioni sostenibile e rispettoso degli animali, dell'ambiente e delle persone. Il progetto, già sperimentato in varie città, da una parte offre una soluzione integrata al problema dei colombi urbani, mitigando i danni provocati soprattutto dal guano, dall'altra permette a persone in difficoltà economiche di beneficiare di questa attività. Tanto ne abbiamo parlato più volte nel corso degli appuntamenti proprio con l'associazione acquirenti il venerdì. Per quanto riguarda le persone presenti, c'era il vice sindaco Silvia Grillo, all'apertura chiaramente da parte del primo cittadino Alessandro Bitz. Per quanto riguarda acquirenti, presenti il dottor Marco Pellizzari, medico veterinario, consulente dell'Associazione per l'Igiene Urbana. Insieme a lui l'avvocato Nicoletta Polmonari, responsabile nazionale dei progetti dell'associazione, e chiaramente il presidente di Acquirenti Pierluigi Chiarla, che ha spiegato come può l'associazione supportare enti pubblici, aziende e privati cittadini nelle problematiche create dalla presenza dei piccioni nelle zone urbane e rurali. E con questa iniziativa chiudiamo qui questa edizione del mattino della nostra pagina informativa. Come sempre aggiornamenti attraverso il nostro sito www.friulitv.net. Grazie come sempre per la visione all'ascolto. Il live torna nel pomeriggio e non resta che augurare a tutti voi buona giornata. Vuoi assaggiare una birra dove al suo interno scopri la specialità tipica friulana? Lumi Beer, il prodotto ricavato in 20 ettari di terreno coltivato orzodistico, biodiversità, performance ambientale. Lumi Beer nelle sue 5 versioni disponibili, 4 per consumo veloce e dissetante e la versione Magnum per intenditori. Lumi Beer si abbina a qualsiasi palato. Lumi Beer è un prodotto esclusivo Azienda Agricola Pancera, il buon seme, i buoni frutti.